Scusate, ma insieme da tanto che spietessi. Allora Gioventù, l'anno passato, è morta la Stella e la Bruna, l'inizio Dovascis. Poco prima avete comprato il Fussi, che andava tutto un brum, e lui è venuto da coglione. Che si rotoleva la matrice, detto. La ciavalla aveva sapata, che dovrei essere una niesa. Disavonnetta, dai. Guarda un po'. Beh, sì. Avvocato Pignolin. Avvocato, ma che piacere. Scusi. Un attimo, è una telefonata importante, è il lavoro, scusi. Pronto, dottor Pivetta, buongiorno, che piacere. Sì, ma va troppe volte se lo devi non chiamare il professore. Sei, chiedi di non chiamarmi. C'è fatto di busta? Ah, sì, basta. Che buono, faccio un po' di colesterolo. No, fa male per il colesterolo. Stia attento, dottor Pivetta. Sì? Ma paura, più o meno ridi. Sì, bisogna fare attenzione nei grandi respiri. Sì. Allora si vedi dopo. Sì. Allora papà, ciao. Avvocato, no, mi fa solo perdere tempo, Ma cosa vuole che ti dica, avvocato? Io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne in caldo e in gelo. Allora siamo tutti, forza, ragazzi, dai. Su, forza, avanti. Occhio dove vai, occhio, dai, su, forza, avanti, Stefano, avanti. Oh, Sara, Gabriella, ciao. Ma Valentino? Valentin? No, Valentino dov'è? Ah, si sarà perduto? Valentino di nome e di fatto. Lui e le sue donne, ma non importa. Avete tutti la tessera per l'imbarco, vero? No, la tessera del partito. Perché per arrivare bisogna partire, no? Ero stato chiaro sull'argomento! Senza tessera non si sale! Vabbè, dai. Per questa volta chiudiamo un occhio. Forza. Venite, dai. Vieni, ti metto un posto vicino al finestrino, dai. Coraggio. Animo. Animo, perché siamo anime. E voi due? Chi siete? Che fate? Dici tu. No, non sapevo la così. Non sapevo farci così che. E non sapevo come vi fa. In pratica,
da dove venite? Surut, noi abbiamo una casa d'oggia da no? E stavi in bambina là. Ecco, mo, assegna qui. In tal caso, allora, sarò io a riportarvi nell'acqua, o per meglio dire sull'acqua. In ogni caso, sarò io, Caronte, a traghettarvi. Panappa, ma come c'è lì faccio io battagliamento? Madonna. Chi sta però da qui? Diventa già che mi dice mai, sai? Mi dice mai che però non è. Lui è qui sulla porta da rebbia, ma non dice mica, sai? Caronte nella religione greca e romana era il traghettatore dell'Ade, come Sico Combo trasportava da una riva all'altra del fiume Acheronte le anime dei defunti, ma solamente quelle che avessero ricevuto i rituali onori. Chi non ne avesse ricevuti era costretto a errare in eterno tra le nebbie Nell'antica Grecia vigeva la tradizione di mettere una moneta sotto la lingua del defunto. Secondo altri autori erano due le monete che dovevano essere messe sopra gli occhi del corpo prima della sepoltura. Se ora avrete la pazienza di seguirmi, vi spiegherò. Viva! Ma dura sino tagliando di un pronto soccorso? O te lo andrò da un piano? Bruna! Ma ti rendi conto? Se mi lo fai, tu l'anima. E che chi? Tu l'anima. Bruna, viva! Tu sei morto. Morta come tutti i tirani che attorno. Ma non può. Ma bien stupidato che tu sei. E tu ce l'avresti studiato, signor, no? Io? Ma se sta vedendo un nuovo film un mese fa? Sta vedendo un nuovo film un mese fa? No. No, si giocava. Che stupidità che non pulito, se lo che gli menava. Ma io non mi muovo di pulito. No. Caro, mai. Tu? E dopo tu mi dici, sì che tu sentirà. No. Sicuro, cioè, come voglio andare in quest'ora, no? In davanti. Ma tu, ma sta ascoltando. Ma se io penso in moi, ma c'è un fascino, adiodisi. E andate a classe. In codesto luogo tutto è possibile. Per esempio, andrebbe di rivedere quelli che sono stati i suoi cari e i suoi affetti. E allora prego, sporgete e guardate. Prego. Ma intanto gradirebbe un ristoro con caffè? Perché il caffè è un piacere, se non è poco, che piacere. Prego. Oh,
dici morto, no? Ma che lo dici? Ma c'era tu. Io, al quartiere che dici che è ripartito un bracone. Ma io? Là, io, Ma io lo vedo in lui, È nato, che mi poteva radiarsi qui nella base della pista, ti dici tu, c'era lì. Ma cosa c'è fuori che l'ha combinato? E la banda c'è la banda al sindaco, non c'è il sindaco che c'è combinato, tutto il colore. C'era bene. Mario? Perché? Che squadre femminati? Che fasi e rosari che... Sanno che sono che mi tirano in fondo in tutta Saras? In piace? E più? Più qual è? Che scrovante di megadonna! No, ce ne vai? Vai, Kumo, e lavora. Che io cauridi. Tu lavora e io ridi. Vi attendono sulle rive della rivida palude. Non perdetevi nell'acqui che tanto non servono a niente. I giochi sono fatti. Oh, Aldrich, se potete giocare in ping del corridoro? Ma che pulito? Ah, lo sai cosa Buondì. Bravo, sì. Ascoltami, adesso che tu 40 in giro per qua. Carote. 40, sì. Che va per di là. Di là? Caronte, non ti crociare, vuolci così colà dove si può te ciò che si vuole e più non dimandare. Caronte, ben fuori, muoviti, dai, a lei di là, Dante, Umbertrice, che ti spiega per scrollare qua giù, dai. Oh, più che le ancia Virgilio quello, che chanta già, ecco di casa. Ma mi date la pastigliuta che mi fa dormire? Caronte si è addidati là. Ma il professor Badimbeni mi ha detto che non commentava, perché una verità li vorrei fare. E lo sai, non sono stato agitato, quindi sono stato forse alle mie dati da... Ma tu puoi rispettato come momento tutto. Lasciate, no? Dopo andavo tutta. Va bene, dai, faccio. Coraggio, macchine d'andate! Mentre vi traghetto, cantate! Lo spaghetto sì, invece la botte di... La tua sulla pastiglia di cavacola. Un attimo, aspettate, tutto io. Mica come Sacca, di tu la basto di le nostre. Allora di un ditare nostre, un caro di spistare qui. Wohin gehst du, fragt die Schnake. Ich werde einkaufen, sagt das Redder. Yes. Ha tu lavato? Vedi la botte? Ma con parole. Chi? Non c'è.
vai. Senti, allora, ci sono 2 cactus nel deserto. A un certo punto uno dice all'altro. No, aspetta, erano 2 palloncini. 2 palloncini! Allora, c'erano 2 palloncini, uno del deserto. Uno dice all'altro, ehi, attento al cactus. E l'altro, guarda il cactus. Sì, e poi un'altra. Allora, ci sono 2 pomodori dentro a un frigo, a un frighetto, guarda. E uno, che è rosso, dice all'altro, ehi, ciao, come stai? E l'altro, ah, pomodoro che parla! Posso raccontartene io una? Sì, certo, tanto mi piacciono tanto. Allora, c'è uno studente che deve essere interrogato da un prof di matematica. Aspetta, non è finita. Allora, lo studente deve essere interrogato dal prof di matematica, però non ha studiato un tubo. Sì, la storia. Però, quindi, arriva lì e il professore gli fa: senta, mi parli degli integrali? E l'altro risponde: guardi prof, io di integrale conosco solo la farina integrale. Piacere, Vitellone 98. Diavoletta 69. Sono venuto qui solo per un motivo, e quel motivo sei tu. Allora, facciamo da me o da te? Da te. Bene, allora andiamo. Via Manzoni 84. Ho detto da te, non da me. Appunto, via Manzoni 84. Ma ci abito io in via Manzoni 84. Luisa! Mario! Ma avete detto che mi ha cacciato per niente di forma? Mi caccio via puttane! Scusami! Capisci sulla mia storia su Instagram? Ah, piacere, sono la Virgin. Ah, ma su Instagram mi trovi come Virgin84 Superstar. Allora ti racconto il mio day. Il mio day inizia così. Allora faccio un piccolo breakfast appena mi sveglio. Poi sai, corro al lavoro e faccio giochi. Poi appena arrivo al lavoro, sai, la giornata lunga, convention, ah sì, domani c'è un workshop. Ah, bellissimo, bellissimo. Poi un piccolo lunch con i colleghi, poi il pomeriggio, sai, quando si finisce, un piccolo sushi. Ah sì, poi domani c'è il cinemino. Sì, poi arrivo a casa, 2 tweet, e poi si va a dormire. Che bella giornata. Ma, scusami, ho parlato solo io, dimmi di te. Io sono serve, che te serve, vado a far culo da solo. Pronto? Ciao mamma. Sì, sono allo speed date. Sì, lo so che è il 20°. Va bene, questa volta cercherò di essere più gentile. Ma non è colpa mia se non viene un uomo che sia un uomo, sono tutti stolcinati, lo sai che quelli mi fanno vomitare. Oh, aspetta, è arrivato. Sì, a dopo. Ciao. Ciao, Valentino. Angelica. Ah, che nome musicale. Mi riempie il cuore e le orecchie. Sai che sei veramente bella. Ti ho preso questa. Grazie. Allora, parlami un po' di te, che cosa fai nella vita? Io lavoro in banca, ma adesso non riesco a pensarci, sto pensando solo a te.
Sai, mi è già venuta voglia di comprarti un regalo. Svaligerei la mia stessa banca per te. Allora, hai qualche hobby? Sì, scrivo poesie. Ne ho composta una appena ti ho visto. Ma non voglio dirtela adesso. Te la dirò domani mattina quando ti porterò la colazione a letto. No. Senti coso, parliamoci chiaro. Tu sei l'ultima persona al mondo con cui vorrei stare. L'ultima, davvero, che bello! Senti, odio ogni cosa che mi hai detto. Solo guardarti mi fa venire voglia di vomitare, quindi sparisci immediatamente prima che ti tiri questa sedia in faccia. Mamma aveva ragione! Buonasera e bentornati al telegiornale della sera. Scatola di piselli scoppia in un supermercato. 5 donne incinta. Una donna mette alla luce un figlio. Ele ringrazia. Moglie uccide il marito con ferro da stiro. Aveva preso una brutta piega. Marito si butta dalla finestra, lascia la moglie, la figlia e la finestra aperta. Noto pregiudicato, vistosi circondato dalle forze dell'ordine, si è messo a sparare alla cieca. Domani si svolgeranno i funerali della poveretta. Nuova lavatrice lanciata sul mercato. 4 morti e 11 feriti. Scontro frontale tra 2 carri funebri. Uno è resuscitato. Fabbrica di carta igienica andata a rotoli. Adolescente complessata si chiude in se stessa, perde le chiavi e muore soffocata. Pazzo suicida si sdraia sui binari della Roma-Napoli. Muore con 9 ore di ritardo. Data l'esplosione demografica degli ultimi anni, recenti calcoli statistici hanno dimostrato che ogni secondo una donna mette al mondo un bambino. Il comando dei carabinieri ha diramato un comunicato con cui richiedono la collaborazione della polizia statale per trovare quella donna e farla smettere immediatamente. Bambino scoppio di salute. 8 morti e 5 feriti. È nato Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, dal peso di 350 instagrammi. Derubate 1000 scatole di sigarette e 200 kg di carote. La polizia cerca Coniglio con la tosse. Manovale cade da un'impalcatura e perde il braccio destro. La magistratura indaga sul sinistro. È stato scoperto attraverso studi approfonditi di sociologia che la causa principale del divorzio è il matrimonio. Per questa sera è tutto, arrivederci. Buonasera e benvenuti a Ketzinger, il programma utile alla conoscenza come un buco nella tuta di un'astronauta. Ketzinger, parliamo di benessere umano. È vero che agitare in aria ossessivamente la mano fa bene perché è salutare? Ketzinger, qual è la forza che ci fa dare indicazioni stradali anche se non conosciamo minimamente la via? Ketzinger, il programma che guardarlo mi dà lo stesso brivido di vedere il kebab che gira. Ketzinger! Chiromanzia. Un veggente con una palla di vetro può davvero leggere nel futuro? O è solo costretto a camminare a gambe larghe? Ketzinger, se un vegetariano impazzisce, lo sedano? Ketzinger, programma che cuoce la scienza, impasta la divulgazione e alla fine sforna solo cazzate! Ketzinger. A Ketzinger parleremo dei faraoni dell'antico Egitto, in particolar modo di un faraone così pigro che veniva sempre richiamato da lontano dalla sua maestra d'inglese, Tutankhamon. Se un pero perde le sue pere, si dispera? Ketzinger, Ponzio Pilato, prima di depilarsi, era Ponzio depilato. Ketzinger, alieni esistono? Sono identici a noi? Si vestono da maestri di tennis
e viaggiano in strane capsule a forma di armadio, o mia moglie è una zoppola. È vero che ci sono forze misteriose che ci dicono cosa fare? No! Appunto, no! Ketzinger, il programma che copia le sue ricerche divulgative dai bagni degli autogrill. Ketzinger! Qual è quella strana forza psicologica che ci induce a rispondere al telefono mentre noi stavamo dormendo? No, figurati, non stavo dormendo. Ketzinger, esiste la macchina del teletrasporto o la mia me l'hanno solo fottuta? Tutto questo e molto altro a Ketzinger. Buonasera. Nostro piacere, Valentina. Sigismondo, Che molto lieto. Molto lieta anch'io, spero passeremo una bella serata, Beh, stiamo passando un brutto periodo, vede? Vabbè. Faccio dei sogni abbastanza strani, quindi sono... Dei sogni, eh? Dei sogni. Ma Bene. mi interessate? Certo, ma raccontameli pure, racconta. Ti fa piacere, ti Esattamente. Dimmi dei tuoi sogni. Allora, vede, sono sempre in cima a una montagna e scorgo sempre un paesaggio vasto e contaminato del quale non riesco a scorgere la fine. Beh, certo, questo è l'inconscio, ovvio, no? E vede, poi non sento nessun rumore dare la mia voce e non c'è nessun eco, quindi nessuno che mi risponde e poi sento sentire oppressa e angosciata. Beh, tipico caso di agorafobia. Ma vai avanti, vai avanti. E l'unica cosa che sento è il verso di una capretta che mi sta girando attorno. La caparetta! La caparetta! Certo, la caparetta, sì, deve essere la top. Sì, ti gira attorno, la caparetta. E quindi ogni volta mi sveglio piangendo, disperandomi, non capisco cosa significhi tutto questo. Beh, dal punto di vista psicanalitico tu hai bisogno manifestatamente di qualcuno che ti stia accanto, in modo da supplire al rapporto traumatico che hai con tuo padre. Hai un complesso. No, però aspetti, io non ho nessun rapporto critico con mio padre, quindi non capisco che complesso dovrei avere. Ma guarda, il complesso ci sta sempre. Beh sì, allora il sogno dimostra chiaramente che tu in realtà non ti sei mai sentita apprezzata da tuo padre, perciò adesso hai un problema con il transfer sul genere maschile, ergo non sei capace di trovare un uomo. Ma scusi, la capretta che mi gira attorno magari non potrebbe significare che c'è qualcuno che... No, mia cara, così è troppo facile. Qua parliamo di psicologia, mica di frutta e verdura, Quella capra sei tu. Sì, perché la capra sei tu che gira e non riesce mai ad arrivare ad un punto. Sì. Vedi, non intravedo alcuna via di uscita. Non hai speranza. Ma come si permette? Una capra, bene. Per me siamo. Piacere. Mi scusi, sono un po' scossa perché ho appena avuto un incontro poco piacevole. Vede, ho parlato a Sigismondo dei miei sogni e mi ha detto che non ho speranze in sintesi, quindi... Insomma, che ne dici se me ne parli? Magari ti posso aiutare. Vede, sono sempre in cima ad una montagna. E poi c'è una capretta che mi gira attorno e alla fine mi sveglio. Senti, ma da dove viene lei? Da Venezia, perché? Perfetto, 70 la montagna, 2 la capra, 18 girare, per lo secco sulla ruota di Venezia. Grazie. Eccomi, sono l'uomo dei tuoi sogni. No, guarda, non mi rifiuto.
Gianmauro. Mi sta trannando qua. Idiota! Adesso ho capito però. Io sono tuo padre. Papà, ogni volta sei imbarazzante! No, Ciao, piacere, Rodolfo. piacere, ma sei pronto? Per cosa? Siediti! Piacere, Emma, accomodati. Bene, direi che possiamo iniziare. Benvenuti a questo nuovo quiz show. Il vincitore potrà portare me a cena. Quindi, partiamo subito con la prima domanda. Qual è il primo appuntamento ideale? Cena romantica sulla spiaggia. Esatto, un applauso! Seconda domanda. Qual è il miglior regalo per San Valentino? 12 rose rosse e un diamante. Esatto! Terza domanda. La miglior città per una vacanza romantica? Parigi. Esatto! Abbiamo un vincitore! Allora, tu questa sera mi porterai a cena con una... Fiat 126. Sport. Ferrarino. Vincitore! Buonasera, caro pubblico, buonasera. Facciamo un applauso, dai. Questa sera abbiamo un grande privilegio, un grande... com'è? No, scusa. Abbiamo un grande onore, abbiamo un personaggio, penso, unico, raro. È stato qui a Fiumicello, Villa Vicentina, qualche anno fa, ed è per noi un grande piacere ospitarlo in questa sala. Prego un grande applauso, scusate, per Vercingetorige Caratozzi. Buonasera signora, grazie per l'invito. Ah, grazie a lei per essere venuto. Non ha detto cosa faccio però. No, mi perdoni, lui, vuol dirlo lei? Io sono il direttore del novennale qui Marsupio, che qualcuno di voi ricorderà qualche anno fa. Abbiamo dato qualche anticipazione per l'anno prossimo, per l'oroscopo. Bene, Direi di cominciare, io ho portato la nuova copia, ci sono tante novità. Non so se vuole dirlo lei signora, comunque. sì, però prima di parlare del Marsupio, ci tenevo a chiedere una cosa. Scusi! Io mi voglio buttare! Che è stato? Chi è? Mi butto! Chi è? Mi butto! Non lo so. Signora, che cosa succede? Mi voglio buttare! Signora! No, io mi butto, la voglio fare finita, basta! Ma che cos'ha? Ma perché si vuole buttare? La voglio fare finita, basta! Signora, scusi, ma È un ragazzo. La voglio fare finita, basta! Ma lei cosa? Ma intervenga, dico le cose da lei. Basta! signora, scusi, se si vuole buttare, sale su, va là e si butta. Non serve a niente. Ha ragione! Grazie. Sì, Allora, abbiamo poco tempo. sì, Andiamo- sì. D'accordo. A nome della compagnia teatrale volevamo
Cioè, Lei, siamo sotto Natale. infatti, stiamo appunto parlando lì. Lei come lo passa il suo Natale? Con l'albero, il presepe, il fischio? Sì, io faccio il presepio vivente. No, che Sì, carino. sì, ci sono tutti i personaggi, Sì. i personaggi, no, il buco, l'asinello, solo che sa signora, ogni anno abbiamo delle difficoltà, un po' difficile, perché portare il 2 al terzo piano. Come al terzo piano, scusi? Io abito al terzo piano, Abita in un condominio. anche al vicino di tanto protesto perché c'è lo zampognaro 24 ore. Però è bello. Va bene, allora cominciamo. Sì. Il marsupio di quest'anno ha molte Sì. novità, persone Perché una costruzione, poi Sì. c'è l'amore, no? C'è la William McKay, Ah, sì, sì, E- sì. No. no? Sì. Poi c'è uno scoop solo nostro, c'è un flirt tra Giuseppe Conte e Diletta Leotta, Ah, c'è l'amore, Sì. gelo in sala, però va bene. Poi shock in casa di George Clooney, perché George Clooney ha detto sono marito di Amanda quando siamo sposati. No. È stato uno shock proprio. Poi il dramma a casa d'Alessio, c'è stato un furto, in casa di Gigi, di Alessio c'è stato un furto, solo che i ladri hanno lasciato tutti i CD di Gigi. Poi c'è Una toccata. una toccata, una parentesi, la marchesa Ah. Daniela Del Secchio. No, aspetta, non è il secchio, non si chiama il secchio. Daniela Del Secchio ha detto altro che marchesa, io sono la regina di Inghilterra. Ah. Va bene, partiamo con una rubrica, Sì. una delle novità del marsupio, poi naturalmente lo potete trovare in tutte le edicole. L'ultima volta abbiamo venduto 19 copie, Vabbè. quasi 1000. Allora, il primo libro è la rubrica di 10 libri. Sì. Ah, fate anche i libri. Diamo dei consigli di Ah, libri, consigli di bene. lettura. 10 libri, però questo numero ce ne sono solo 4. Allora, il primo libro è un libro di divulgazione, Sì. un libro di medicina, quindi anche noi ci abbiamo la Sì, scienza. interessante. E il primo libro, il libro di medicina, si intitola Come addormentare un paziente per un'operazione con la ninna nanna. È una corrente. Un libro d'amore, abbiamo un libro d'amore, dichiarazione dei redditi e altri modi per conquistare una donna. Aveva detto ma no. Libro d'amore. E poi come un altro libro, come insegnare frasi sporche ai pappagalli. La signora è interessata. Può essere poi ultimo libro, il libro di Bonton, di Galateo, come scippare le vecchiette con imitazione. Va bene, passiamo all'oroscopo per il 2019. E so che tutti sono interessati. Sì. Allora, tutti sono interessati, partiamo come sempre col segno in ordine. L'ariete. Scorpione. Come scritto ariete. Scorpione. L'ordine c'è scritto qui. Allora, Scorpione per il 2019. Ci sono scorpioni in sala? La signora laggiù, quello che ha alzato la mano. Sì, sì. Allora, Scorpione, volete bene ai vostri genitori nel 2019, specialmente a vostro padre e a vostra madre. Proverbio dell'anno, vietato attraversare i binari. Numero fortunato 1712, peda fortunata Frislazzo. Vuole che ne faccia il piercing? Cosa, scusi? Piercing della parola. Fiore fortunato Corincleri. Acquario, nessuno dell'acquario. Acquario, una donna o uomo, come volete, molto vicina a voi e interessato a voi. Cogliete la panza al ballo, non siate timidi. No. Siete timidi in questa situazione, è importante, non lo siatelo. Se lo siatelo non lo essetelo, e non essendolo non lo essiaste. Numero fortunato 7811, pieda fortunata, calcistico. Leone. Donne, non vi fidate degli uomini. Acquari, sagittari,
avvocati, dentisti e Daniele Paroni. Salute, un dolorino da qui, no, qua, pietra fortunata, pezzo di plastica, qualsiasi, gemelli, ci sono dei gemelli. Qua, la signora dei pappagalli. Gemelli, eccola lì. Sgombero cantine, riparazione caldaie, piccole manutenzioni. Siete sfortunati al gioco. Beh, ma fortunati e sfortunati in amore. Perché siete troppo gelosi. Fiore fortunato ranuncola. Pietra fortunata ranuncola. Ariete, quest'anno, nel 2019 sarà l'anno dell'Ariete. Bene. Sì, signor, sì. Finalmente gli Arieti troveranno l'amore della loro vita. Bellissimo. Se non avranno, insomma, potranno avere tutte le donne e gli uomini che vorranno, vinceranno 1 miliardo di euro alla lotteria e si laureeranno nel 2019 gli Arieti, un anno fantastico. Lei che signora? Ariete. Dico la verità. Dico la verità. La verità. Siete volubili. Avrete Giove e Venere in Venere, mentre Mercurio appesantisce Marte, mentre resta fuori Plutone che perde le staffe con la Luna che ce l'ha i Sagittari, i Pesci e i Fani. A maggio, giugno e luglio si apre il Sole nella seconda casa, mentre il flusso astrale deve vedersela con Marte sotto i baffi di Mercurio incuponito con Saturno. Numero chiaro, no? Numero fortunato radici di 37 periodi. Fiore fortunato paglia. Toro, c'è qualcuno del Toro? Laggiù, eccoli. Toro, uomini calmi, belli, tranquilli, maschi, forti, vili. Se vi volete far crescere i baffi, fateveli crescere qui. Non dico queste cose perché siamo proverbio dell'anno, non toccate la merce esposta, grazie. Pietra fortunata marmo, numero fortunato coseno alla destra. Cancro. Io sono del cancro. Lo so, signora, lo so. No. Cancro, ti piace il lavoro, ti piace molto. Staresti ore e ore a guardare quelli che lavorano. Nel 2019 sarete modesti, umili, numero fortunato 17, fiore fortunato legno. Vergine, Hai ragione, dico la signora è del verde. Allora, non saprete educare i vostri figli, non gli portate bene l'educazione. A cena di Natale, di Capodanno, quando volete, ci saranno ospiti in casa e vostro figlio dirà la parola cacchina 80 volte. 80 volte. Pietra fortunata calcare, fiore fortunato nastuzio. Bilancia, evitate le spese inutili. Bilancia. Cosa vi comprate a fare 500 spillatrici, 500 tergicristalli? Cosa vi serve? Sotto il seno della bilancia è nata Stefania Sandrelli. Numero fortunato, facile da ricordarsi, 13.928. Pietra fortunata, bitume. Sagittario. Nel 2019 avete un dolore tipo torcicollo da qua, in tutta la zona. I nati sotto il segno della bilancia avranno un carattere. Scusi, Sagittario. Sotto il segno del Sagittario avranno un segno un po' così avellino. Avellino. Pietra fortunata, tizzone ardente, quindi dovete portarlo in tasca, è buonissimo. E numero fortunato 89.870.000 euro. Capricorno, non vi piacete, nel 2019 ricorrerete alla chirurgia estetica. Vi rifate la liposuzione della pancia, vi rifate il mento, gli zigomi, le orecchie e i gomiti.
fiore fortunato palude, pietra fortunata catrame. Chiudiamo l'ultimo segno, il segno del pesce, amate lo sport, il calcio, il cavallo, il caciocavallo. Numero fortunato 6, pietra fortunata asfalto, fiore fortunato cactus. Io ho finito. Bene, ora la ringraziamo. Grazie signora, grazie. Ma lei ha figli? No, è il figlio della Ferragni di Fede. Sì, ma gli ha schiaffeggiato il marsupio in testa. No, lui lo legge intanto. Io sono la tata. Lei? Sa, vendiamo proprio il giornale di guadagno. Signore e signori, buonasera. Va ora in onda un'edizione straordinaria del TG News a Miss Furlans. Nei locali cantieri navali, l'onorevole Toninelli, padrino di un nuovo mercantile italiano, ha lanciato pochi minuti fa la rituale bottiglia di champagne Contro l'ex ministro delle finanze Giulio Tremonti. Si sono espresse tutte le forze sindacali. Il ministro però ha ribattuto che entro il 2000 tutti i pensionati avranno un tubo del gasdotto romano. È scoppiato stamani. L'esplosione ha danneggiato la parte posteriore di Valeria Marini. Sarà la vedetta di un nuovo show televisivo affiancata da alcuni comici, tra cui Silvio Berlusconi. Presenterà alcune interpellanze alla Camera. Il Cavaliere ha precisato che sua ferma intenzione è presentare anche il Festival di Sanremo. Non ha potuto assicurarsi la presenza di Franco Battiato, il quale è stato definito dai critici il mostro di Loch Ness. Scrive un quotidiano inglese: quest'anno non si è fatto vedere, forse perché spaventato da Rosy Bindi. Ha ricevuto questa mattina l'onorevole Antonio Di Pietro. Durante il cordiale colloquio, Di Pietro ha detto alla Bindi: si spogli, signora. Sarà il nuovo titolo del romanzo di Alberto Bevilacqua, che per le sue poliedriche doti di scrittore e regista ha ricevuto dalla Mondadori un invito a dirigere il traffico sul Lungotevere. Grazie alle nuove norme di circolazione condurrà l'automobilista romano al Polo Nord. È stata accertata la presenza di una rarissima specie animale. Si tratta forse di un antico parente di Emilio Fede. Per le sue brillanti performance, il giornalista televisivo ha ricevuto dal ministro della pubblica istruzione un gancio sinistro al fegato. Ha permesso al campione del mondo di pugilato di mantenere il titolo. Il prossimo match si terrà in primavera contro Pier Ferdinando Casini. Partirà domani per Parigi, dove avrà un lungo colloquio con il cane di Macron. Ha vinto il primo premio ad un concorso di bellezza al quale partecipava anche Umberto Bossi. È giunto ieri a Bonn, dove ha firmato un imprecisato numero di cambiali. È stato trafugato in una tabaccheria di Roma. L'autore del furto, subito arrestato, è stato immediatamente trasferito all'hotel Excelsior di Milano. È giunto oggi il Presidente del Consiglio a bordo di un camion della spazzatura. Si è rovesciato questa notte in una via del centro. L'automezzo ha avuto la peggio dopo essersi scontrato frontalmente con l'onorevole Di Nordi. Presenzierà l'elezione di Miss Italia, che quest'anno vanta tra le favorite Maria De Filippi. È stata colta da malore. Secondo i medici la De Filippi non avrebbe resistito al discorso del presidente Mattarella, discorso che è stato definito da tutta la stampa completamente inutile. Si è rivelato lo sforzo dei sommozzatori di riportare a galla l'euro. Ha reagito positivamente nei confronti del dollaro. Negli stimi di ieri, infatti, l'euro valeva una cicca. Ha provocato l'incendio di 200 ettari di bosco nel Napoletano. I vigili del fuoco hanno ricoperto di schiuma l'onorevole Sgarbi. Visitando i musei vaticani ha potuto ammirare alcune opere
opere d'arte in fase di restauro. Tra queste, Anna Falchi, dopo lo Zecchino d'Oro, vorrebbe entrare a far parte del cast che dirige la Santa Messa di domenica mattina in San Pietro sarà servita dal Santo Padre, che ricorderà le sofferenze di Willy il Coyote, Daffy Duck e il Paperino sono i ritrovati eroi della TV dei ragazzi. Per questa edizione è tutto, signore e signori, buona serata. Sin dalla notte dei tempi l'uomo si domanda come arrivare alla conquista della terra. Molti sono stati i metodi per poter alla fine giungere alla penetrazione. Anno dopo anno, dopo anno, dopo anno. I metodi di conquista sono cambiati fino ad arrivare a questo desco, dove un essere di sesso femminile e un essere bellissimo di sesso maschile viene a trovarsi ad avere a che fare con un altro di sesso femminile. Ecco, qui nasce lo speed date per alla fine appunto arrivare a copulare. Sono davvero emozionata Ciao. di essere... Ciao, Alessia, piacere. Sono emozionatissima di essere qua con te. Alberto. Alberto Giacobbo. Da sempre l'uomo si è posto delle grandi domande. Il sole che tira attorno alla terra, poi la terra che se la tira. Eh sì, ma capita ogni volta però, dai! Ciao. Ciao, piacere. Riccardo. Sara, piacere. Volevo chiedere come prima cosa, a te piacciono le macchine? Ah sì, tantissimo. Anche a te? Sì, Io sì. adoro l'Alfa Romeo. Oh, ma anch'io, la mia preferita è la 4C. Dai, anch'io, io la prenderei già. Ma dai, giallo è il mio colore preferito, Infatti, ma a proposito di giallo, anche a te piace passeggiare in riva al mare? Sì, sulla spiaggia e trovare le conchiglie. Le stelle marine? No, le stelle marine, ma che bello, sì. Ma poi, hai letto Moby Dick? È il mio libro preferito. Io l'ho letto 10 volte. Dai. Sì, sì. Cioè, ma... E poi... Cioè, Poi io adoro il pesce e il mio preferito è il tonno. Cavolo, il sushi quanto è buono il sushi? Ma che buono! E così, io lo faccio a casa con riso crudo. E le noci anche tu del latte al cioccolato? Sì, Oh, anch'io. che Col buono! fungo Col fungo! Il fungo del freddo! Ma poi, a proposito di latte e cioccolato, allora io il matrimonio lo celebrerei e... Guarda, sono completamente d'accordo. Arriviamo con una carrozza Sì. trainata da 2 cavalli. Nero e uno E bianco? Sì. Sì. Poi una torta a 3 piani, Sì. con cioccolato, carote e frutti di bosco. Albicocche. Albicocche. Cioccolato, carote, albicocche. Come si fanno già albicocche? Niente di interessante stasera? No, guarda, non me ne parlare, mi è già passato 5. Oh, guarda, l'ultimo era un tipo assurdo, speriamo il prossimo, va? Ciao, piacere.
Monica, piacere. Giancarlo. Ah, Ma se vuoi puoi chiamarmi Carletto. sì, dipende. Ma niente, bel nome, simpatico, sì. Allora Monica, parlami di te. Cosa fai nella vita? Io sono una consulente aziendale. Ma che bello. Sì, sai, in realtà non è un lavoro molto stimolante, Beh, però cerco di fare del mio meglio, sai. Beh sì, sicuro che tu lo renda abbastanza interessante. Come sei gentile. No, Francesco, sì. No, io mi chiamo Giancarlo. Carletto. Sì, scusami, sai, Giancarlo, Carlino, Francesco è lì, è un attimo, si assomigliano poi. Faccio gli istruttori in palestra. Io invece vado in palestra. Allora, anch'io vado in palestra, sai, Ma faccio dai. molti pettorali. Pettorali? Che Sì, meraviglia. sì, Il sono mio molto esercizio brava, preferito sai. Io invece no, Però preferisco fare la panca. sento che dovrei migliorare sugli squat, infatti di solito faccio pettorali mentre faccio squat. Tutte e due Sì, assieme? sì, tutti e due assieme, sai, Ma non è un po' di equilibrio, è tutto facile, sì, non, sì, non sì. è consigliato ogni tanto, però. No, ma invece a me facilissimo. piace fare panca con 130 kg ogni tanto, sì, sono anche si pompa molto. Interessante. A me piace molto la milità. Guarda, mi hanno detto che per migliorare con gli squat l'ideale è arrampicarsi in montagna. Sì, si migliora molto, sai, si ha le braccia, le gambe, no? Vado sugli 8000. Ma non ti ho raccontato, io ho uno chalet molto carino, sì, sull'Everest, bellissimo, un'aria pura, fresca, 8000 metri. sì. Ora ma non hai ossigeno. No, allora, in realtà la casa non è agli 8.000, è a 6.000, gli ultimi 2.000 li faccio in arrampicata. Magari facendo anche scuola. Sì, certo, perché compro d'ossigeno. A me piace la nuda roccia, mi piace la Sì, sai, a me piace molto la roccia nuda. Sì, è nuda roccia. Ma non è freddo? No, fa un caldo lassù, c'è un microclima ideale. Io faccio bird watch. Sì, poi sai quello che mi piace di più? È Sì, che a me non a mi piace 8.000 tanto. ci sono delle aquile bellissime. 8000 metri. Sì, aquile reali. Realissima. Sì. Ma non muoio così. Stupendo. Non ti ho visto come ti chiami. Mi chiamo Monica. Piacere. Volevo dirti, sai, quando andremo sul mio chalet su 8.000, ma io ti vedo in arrampicata, io in testa e ci divertiremo tanto. Perché era pazza. Aquile 8000 metri, io non ne ho mai visto. Il birdwatching. Sì, guarda, non è. Ciao. Ciao. Piacere, Giancarlo. Michelle, ma scusa, posso chiamarti Carletto? Ma certo. Tua moglie è incinta. Sono 3 gemelli. Hai fatto la vasectomia 3 anni fa. Tua moglie non ti parla. Vuole il divorzio. È avvocato. Tuo figlio sta maturando. Ha una storia con la signora della porta accanto. Anche tu. Tuo figlio studia un sacco chiuso in camera sua. Trovi parecchi film porno nascosti nella sua stanza. Sei in alcuni di questi. Tuo marito è finalmente d'accordo. Basta figli. Non trovi le pillole anticoncezionali? Tua figlia le ha prese in prestito. Tuo marito capisce di moda. Scopri che di nascosto si mette i tuoi abiti. Stanno meglio a lui che a te. Fai a tua figlia il discorso delle api, dei fiorellini. Continua ad interromperti. Con correzioni. Tuo figlio ha il suo primo appuntamento. È con un uomo. È il tuo migliore amico. Tua figlia trova subito lavoro dopo la laurea. Come prostituta. Ha diversi clienti tra i tuoi colleghi. E guadagna più di te. Hai riso molto sentendo queste storie. Alcune sembrano quelle di gente che conosci. Una di quelle persone sei tu. Ciao amore. Sì. Guarda, adesso sono le 18 e 23. Io per le 19 e 14 dovrei essere a
chiamo anch'io Marielaide. Ma che suoneria hai messo? Sei veramente matta, è per questo che ti amo Marielaide. Ci vediamo dopo, caro. Ciao, ciao Marielaide. Scusi, è che passavo di qua per caso e l'ho sentita al telefono con la sua... Oh, senta, taglio corto. Anche l'amore della mia vita si chiama Marielaide. È un nome molto usuale. No, anzi, rarissimo direi, no? Aspetti, non starà mica pensando... No, adesso per una coincidenza uno si adombra, pensa, ricorda, siamo italiani. Siamo italiani. Tra l'altro adesso ridevo perché che la mia Marielaide ha appena messo una nuova suoneria al telefono. Ah sì? E ci sono tutti gli animaletti del cortile, Oh, c'è l'asinello che fa chi-ho, arriva c'è il maialino che fa poi c'è la mucca, poi arriva il cavallino che fa trotto la villa alleno, trotto. Sì, vabbè, che adesso poi... Sì. Cioè, dice che ce l'ha solo lei, no? Ah, su WhatsApp, Se ne Facebook, passano. ce l'hanno tutti, Sì. Ma la mia Marielaide è molto simpatica. Ah, sì, perché vero. lei non è di queste parti, Ah, no. lei è di Cani cattivi. Però i suoi genitori sono ugrofinici. Poi adesso in Sicilia... Sì, trovare un siciliano in Sì, Sicilia, figurati, adesso. solo ugrofinici in Sicilia. Ma si sente, perché non facciamo così? Perché non andiamo una sera a cena, tutti e quattro? Per fare io, lei e le nostre due Marielaide. Ah, per far vedere che si conoscono, sì. sono due ragazzi sicuramente completamente diversi. No, questo glielo posso assicurare. No, glielo dico io. Glielo dico io. No, guardi, lei non immagina, glielo dico io. Guardi che la mia Marielaide è una ragazza molto alta, veramente molto alta. Lei è molto slanciata, lei è 2,15 m. Però la mia Marielaide è particolare perché ha un problema alle ginocchia, no? Deve camminare così. Sì, perché è un difetto di tutte le ragazze alte, come ha detto. Perché scende su. Vabbè che oggi... Sì, infatti, 2,15 m È normale. una ragazza, cioè, i ragazzi arrivano a 2,60, 2,80, questo può perderci. Poi guardi, i capelli della mia Marielaide sono molto particolari perché sono pratinati, Sì. sono molto lunghi, arrivano fino giù. Sono pratinati, poi diventano dei dreadlocks, arrivano fino alle caviglie e all'altezza delle caviglie ci sono dei ciuffetti Oro e magenta. La mia ha un tatuaggio molto particolare. Parte dalla schiena, sì, poi gira davanti su tutto il petto. forma di... È un grande pitone verde smeraldo, e intorno al pitone ci sono dei puttini, e ogni puttino ha arco e freccia, e da ogni arco e freccia compare un fumetto, e su ogni fumetto c'è scritto Viva Johnny Dorelli. Però lei, la mia Marielaide ce l'ha da poco, se l'è fatto fare quest'estate a Kuala Lumpur, da un tatuatore lappone che si chiamava Palmiro Bartolazzi. Vabbè che oggi se non è un Bartolazzi... Cioè, non sei nessuno, proprio la ciao. Poi lui fa solo... Sì, solo il pitone con i puttini e Johnny Dorelli. La mia c'ha una voglia a forma di ornitorico. La forma di Cepiatizzo. Sì, sulla schiena. Vede? Sono bastate appena 18 piccole coincidenze che uno pensa, no? Le corna, si adombra. Siamo italiani. Siamo italiani, siamo latini. Pensa agli svedesi che... Poi si suicidano. Guardi, io la mia Marielaide che posso fidare. Oh, anch'io ho piena fiducia, perché è una donna. Mi fidi. Potrei mettere la mano sul fuoco. Sul fuoco no.
qualcosa di caldo. Qualcosa di comunque. caldo, sì. Senta, ma Sì? giusto una domanda così, pro forma. Sì. Sì, chiari. La sua Maria Daile Sì. è sposata? Sì. Ma non con me. No! La mia con me! Gabriella, Monica, Michelle, Valentina, Sara, Anna, Marco, Alessia, Federico, Luca, Stefano, Francesco, Roberto?